Torna l'appuntamento con il Festival Prima I alla sua seconda edizione con eventi per bambini, genitori e comunità educante presso la ludoteca La Fortezza dei Sogni. L'iniziativa coinvolge le istituzioni locali e regionali del territorio laziale e gli istituti comprensivi Sora 2 e Sora 3 con i relativi plessi. Il progetto intende sviluppare delle attività per la comunità educante, quindi in questa giornata noi diamo dimostrazione dei lavori che si sono fatti durante l'anno scolastico all'interno delle scuole d'infanzia del comprensivo 2 Sora, comprensivo 3 Sora e del comprensivo di Arpino. Si sono fatte attività che vanno dal teatro, la musicoterapia, laboratorio di creatività digitale e laboratorio di psicomotricità, ma il progetto Prima I non si chiude soltanto in queste attività, ci sono attività formative per i docenti, per i genitori, eventi sul territorio. Siamo abbastanza contenti della partecipazione anche perché è il lavoro che va avanti da ormai parecchi mesi, un anno abbondante, e quindi è un po' raccogliere quanto si sta seminando. Il progetto ha questa sua importanza, è quella di dialogo continuo col territorio, e quindi si estrinseca attraverso queste attività laboratoriali, psicomotricità, creatività digitale, teatro delle emozioni, musicoterapia, che vengono fatte con i bambini di 15 plessi, quindi è tantissimo in tutto il territorio. Quindi siamo sempre aperti alle situazioni aggregative che mettono anche in relazione genitori e figli per poter poi elaborare dei contenuti che in maniera destrutturata viene magari più facile affrontare in questi tempi in cui il ruolo genitoriale si è abbastanza complessificato, quindi è importante sfruttare tutte le occasioni possibili. L'iniziativa aperta a tutti è stata un'ottima occasione per assistere e partecipare attivamente ai vari laboratori proposti che coinvolgono non solo i più piccoli ma anche i genitori. Il bambino è inserito all'interno della famiglia dapprima, quindi tutto quello che riporta il bambino nasce nel contesto familiare. Quindi questo progetto vuole proprio dare questo supporto alle famiglie, prima alle famiglie per poi arrivare ai bambini, insomma. Noi ci occupiamo nel progetto degli adulti, non necessariamente adulti che abbiano dei problemi relazionali o per via dei bambini, semplicemente è uno spazio aperto per tutti coloro, genitori, donne, uomini, singoli, che hanno bisogno di raccogliersi in un momento privato, uno spazio chiuso, raccolto e completamente anonimo e gratuito, in cui possono incontrare uno specialista che può essere o un consulente familiare o uno psicologo che fanno parte della nostra associazione, e lì avere un momento, un'ora per se stessi per cercare di capire un po' i propri problemi o capire dove sono, capire quali sono le aspettative che hanno, chiarirsi su delle difficoltà che possono incontrare. L'intento è dunque quello di combattere la povertà educativa e di ribadire la vicinanza alle famiglie, ai loro bambini e alla comunità educante che deve seguirli nel loro percorso di vita. E a dare maggior concretezza al progetto Prima I, l'ente territoriale AIPES nell'ambito dell'accordo LIRIS. Il protocollo è nato all'interno del progetto del REI, di quello che era il REI, che adesso sta diventando reddito di cittadinanza, e che comunque il protocollo è ancora attivo, attuale anche con il reddito di cittadinanza, e questa la giornata di oggi è un'attualizzazione di quello che è stato messo su carta sostanzialmente, quindi le associazioni, il territorio si muove a tutela di quelle che sono le fasce più deboli della popolazione.